Verrà eseguita domani alle 10 al Cafoncello di Treviso l'autopsia sul corpo di Elisa Campeol, la giovane barista 35enne di Pieve di Soligo, massacrata con almeno 20 coltellate mercoledì scorso a Moriago della Battaglia mentre stava prendendo il sole lungo il Piave. L'esame autoptico sarà eseguito dal dottor Alberto Furlanetto, a cui stamane è stato conferito l'incarico. Dall'esito potrebbero arrivare ulteriori risposte all'efferato omicidio per il quale si trova in prigione Fabrizio Biscaro, che già entro questa settimana potrebbe essere sottoposto a perizia psichiatrica. E arrivano le motivazioni che hanno portato il GIP Marco Biaggetti a confermare il carcere per il 34enne, socialmente pericoloso e quindi esiste il rischio che possa reiterare il reato. Intanto si attende nelle prossime ore che venga nominato un perito che dovrà analizzare il computer e il cellulare dell'uomo accusato del delitto. Dai dispositivi tecnologici infatti potrebbero emergere nuovi elementi, chiarire soprattutto se tra Biscaro e la vittima ci sia stato un qualche tipo di contatto attraverso i social. Nel frattempo, dopo l'autopsia, potrebbe arrivare dal magistrato il nulla osta per i funerali, l'ultimo saluto che amici e familiari daranno alla loro Elisa. Come giunta, come amministrazione abbiamo condiviso l'idea di proclamare per il giorno del funerale il lutto cittadino. È una scelta che ha trovato anche l'approvazione da parte della famiglia e credo sia un gesto di vicinanza che appunto la comunità di Pieve di Soligo intende manifestare alla famiglia Campeole e ad Elisa.